Buongiorno a tutti. Questo, come dire, non vuole essere un intervento strutturato perché non credo che sia questo oggi, come dire, la mia funzione. Quello che vorrei fare qui in queste ore di incontro è appunto ascoltare. E già, come dire, aver ascoltato gli amministratori è stato importante. È un lavoro che chiaramente, come dire, capisco molto bene perché noi facciamo altrettanto dal nostro punto di vista al Ministero. So quali sono, come dire, alcune delle problematiche a cui loro hanno alluso, ma ritengo che le parole che ho ascoltato sono di straordinario valore per tutti noi. E così come dire, è particolarmente significativo il metodo che Fabio, come dire, ha, ricordando anche il precedente delle residenze, ha illustrato. Questi sono incontri, non sono convegni, sono incontri, sono seminari. Come dire, c'è un tempo che abbiamo per conoscere reciprocamente esperienze, punti di vista, osservazione. Questo è un valore in sé. Io credo, come dire, che poi appunto fare gli amministratori vuol dire essenzialmente avere certo, come dire, dei principi in testa e avere degli obiettivi, ma tutto questo va corroborato ogni volta dall'ascolto delle pratiche di chi professionalmente, tecnicamente lavora sui territori nei diversi ruoli e nelle diverse funzioni. Le parole che ho sentito, come dire, io già ho preso 2 pagine di appunti perché poi evidentemente sono molto stimolanti, così come è stimolante questa metodologia che è quella di partire anche dall'interrogare le parole per non dare, come dire, scontato, non si deve mai dare per scontato, come dire, il significato delle parole. Questo forse è un'attitudine, un atteggiamento che è un presupposto proprio, come dire, per far sì che dei luoghi siano sempre in movimento, in qualche modo, siano sempre, come dire, capaci di rigenerarsi e di rigenerare. E così come dire, è stato detto dagli amministratori, la cultura è qualcosa, come dire, che non, ovviamente sta dentro un sistema di valori e di relazione. L'avete detto in modo molto chiaro e, come dire, evidentemente, come dire, c'è qualcosa, come dire, nel lavoro che voi fate che portate appunto nei fatti e anche nelle passioni. Come dire, quali sono appunto alcuni veramente flash, perché poi ci sono ancora delle ore, io non voglio far perdere assolutamente tempo. Credo che per esempio un tema sia quello appunto della cultura come fonte di valore, ma questo insomma rischia di essere retorico, detto così, va calato nelle pratiche, ma l'altro molto interessante secondo me è quello del contemporaneo, perché tutti noi ci interroghiamo tante volte cosa significa il contemporaneo, no? Dai livelli teorici più alti, come dire, all'uso, come dire, di un aggettivo molto frequente. Ecco, io penso che come dire, oggi vorrei, come dire, insieme a voi cercare di uscire con ulteriori suggestioni rispetto al rapporto tra, come dire, cosa vuol dire contemporaneo nelle relazioni territoriali, cosa vuol dire contemporaneo in termini, se vogliamo esprimere una locuzione politica, di democrazia culturale. Ecco, io credo che l'incontro che faremo oggi è molto, per me, per noi, sarà molto interessante in questo senso. Ovviamente tutto questo poi dovrà, come dire, dar luogo probabilmente a delle riflessioni anche di strategia. Ed è chiaro, come dire, che lo Stato non può certo, no? Come dire, doppiare quello che non deve, non può, non ci sono le risorse, doppiare tutto quello che fanno gli enti locali, no? E le regioni. Ma è anche vero che anche qui, come dire, il nostro compito di istituzioni è quello di trovare delle relazioni affinché, come dire, il vostro sforzo, il vostro lavoro sia in qual trovi, come dire, esattamente quei ponti con il sistema nazionale, che è, come dire, una questione fondamentale per la crescita di tutto il sistema dello spettacolo dal vivo. Io mi fermo perché altrimenti vado troppo per le lunghe, non è questo il caso.